Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno, benvenuti miei cari, questa è Diva FM ed è anche Made in Polesine Web TV e noi stiamo per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, guarda caso, proprio quella prenatalizia, anzi domani è Natale. Ci siamo. Però è vero che è brutto che Natale sia di domenica. Sì, effettivamente è una cosa un po' che a noi non piace, un po' particolare, anche perché qualcuno ha detto se mangiamo ci mangiamo una festa. Sì, ci mangiamo. Vabbè, dai, avvicinati un po', se no mi avvicino. Il regista poi dopo reclama che non ci vede bene. Dopo si arrabbia, sì. Vai. Allora, dai. Eccoci qua, siamo pronti per iniziare. Abbiamo cambiato un po' di cose, come sempre. Tutte le settimane noi dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Sì, dopo bisogna preparare tutto quanto, bisogna settare, come si dice. Va bene, dai. Allora, andiamo con i titoli. Cosa dici? Vai. Posso andare? Vai. Allora, parliamo del Parco del Delta consigliato da Le Monde. Addirittura, i miei cari. S'il vous plaît. Moussi. Moussi. Non dice Moussi, no, non è così. No. Poi, pronto soccorso sotto accusa. Poi, maledetto granchio blu. Ancora saggi di fine anno. Ultimo ma non ultimo, letterina al babbo. Ecco, questi titoli di oggi di Made in Polesine, questa puntata proprio natalizia, che più di così non si può, e ci sentiamo tra pochissimo per iniziare la puntata di oggi. Siamo pronti quindi per iniziare la puntatona di oggi di Made in Polesine. Partiamo subito con il nostro primo titolo: Parco del Delta consigliato addirittura da Le Monde. Allora, è venuto fuori un articolo appunto da Le Monde, che è questo famoso quotidiano francese, che dice che l'unico meta consigliata in Italia è il Parco del Delta. L'unica proprio. Allora, al di là che i francesi ci stanno un po' sui maroni. Vabbè, per esempio, tu sei stato contento che ha vinto l'Argentina o preferivi... Di la verità. No, sinceramente sì, sono stato contento che abbia vinto l'Argentina, anche se poi dopo con tutta questa storia con Maradona, è stato un grande campione, questo non c'è niente da dire, però è sempre è con Pelé, è con Maradona, Pelé, insomma, ecco. Ma a parte questo, vabbè, però comunque ecco, per dire che i nostri cugini sono parenti serpenti, ma questa è un'altra storia. No, comunque effettivamente è una cosa interessante che Le Monde abbia messo tra le mete da preferire per venire a visitare il Delta, non Roma, non Firenze, ma il Parco del Delta. Faccio una nota un po' polemica. Purtroppo si consiglia il Parco del Delta emiliano. Vuol dire che in Emilia stanno facendo buoni uffizi, hanno invitato probabilmente qualche giornalista de Le Monde in qualche resort o qualche spa a 5 stelle e l'hanno convinto. E quindi... O forse sono più bravi di noi i nostri amici. Sono più bravi di noi a promuoversi. Nel mondo mediatico, ecco. Sono più bravi di noi a promuoversi, questo è un problema. E tra l'altro ho sentito anche il presidente del parco, Gasparini, che è sempre disponibile, è stato molto contento anche di questo. Anche lui ha sottolineato il fatto che purtroppo si parla sempre molto più del parco dell'Emiliano che il parco Veneto. Io poi sono convinto che sarebbe giusto fare un parco unico, perché secondo me è una doppia spesa, a parte che forse... Però qua ci sono 2 regioni addirittura, sai che da paese a paese c'è già qualcosa tipo taglio di poi Portoviro che non funziona, addirittura noi abbiamo qua Portoviro con Tarina e Donada, e quindi pensa tra regione e regione. Però secondo me un parco unico potrebbe portare anche dei benefici a livello economico, nel senso che ci sono meno dispersioni e quello che spendi magari per fare una cosa la raddoppi ogni volta, potrebbe... Questo sarebbe il ragionamento più logico, quello che... Comunque ecco, sappiate che Le Monde ha messo come meta particolare importante per l'Italia il nostro territorio, anche se preferendo l'Emiliano, e qua mi sta un po' qua sullo stomaco. Ma comunque viva il Delta del Po. Va bene, dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo pronti per continuare la nostra puntata di oggi di Made in Polesine. Ancora una volta l'augurio naturalmente di buon Natale, perché chi ci ascolta in diretta oggi è sabato ed è la vigilia di Natale. Domani. Per chi ci ascolterà domani in replica proprio nel giorno di Natale. Quindi... E lunedì finalmente
anche Natale ce lo siamo tirato fuori, eccetera, eccetera. È vero. Ecco, come diciamo ogni anno, sono 7 anni che facciamo questo programma, ogni volta in questo periodo diciamo la stessa frase. La stessa cosa, insomma, che anche questa volta è molto anche condivisa, sì, cosa, sì. È così, chiacchierando un po' in giro. Al di là che comunque quest'anno il Natale a me piace sia arrivato, stia arrivando, perché effettivamente abbiamo passato 2 anni un po' particolari. Hai fatto l'albero nuovo? Non ho fatto l'albero nuovo, però per esempio per me è una grande cosa che ho i miei 2 figli a casa che sono in giro per il mondo, e questo già mi fa un clima natalizio importante. Bene. Ma queste sono cose personali. Dai, allora andiamo avanti con la nostra puntata, parliamo di pronto soccorso sotto accusa. Cosa è successo? Che una famiglia aveva il bambino ammalato con febbre molto alta, si è rivolto al pronto soccorso di Adria e praticamente hanno fatto attendere circa un'ora o forse qualcosa di più anche la famiglia col bambino ammalato nel parcheggio, nel garage e questa è una cosa molto grave. Naturalmente c'è stata una levata di scudi, tutti i sindaci si sono movimentati per dire non è giusto, non è qua, non è là. Fatto sta che il problema c'è, è un problema che esiste moltissimo. Ci sono dei protocolli che sono ancora secondo me obsoleti col discorso del Covid, che purtroppo non si può entrare nella hall dei pronti soccorsi eccetera, però tenere un bambino con la febbre 39 fuori hanno fatto bene i genitori a sottolineare questa storpiatura dei protocolli. Che dire, fa sempre parte di quel problema della burocrazia, nel senso che non c'è elasticità. Se una cosa viene scritto che bisogna fare in questa maniera, la si fa in questa maniera. Forse è giusto anche per le regole in generale, però delle volte ci sono le famose eccezioni che confermano la regola, che bisognerebbe sottolineare e superarle. Questa è una di quelle, quindi pronto soccorso, io spero che non si ripetano più casi di questo genere, che i bambini con febbre 39-40 fuori nel garage ad aspettare che vengano accettati è una cosa poi quando ci sono di mezzo i bambini e anche le persone anziane, appunto, insomma un occhio di riguardo in più sicuramente. Quindi monitoreremo se succederà ancora cosa faremo, ne riparleremo ancora e noi ne riparleremo fin quando si rompono sperando di risolvere il problema. Vabbè, noi non lo risolveremo sicuramente, però dai, è importante che perlomeno non si ripeta più. Dai, ce lo auguriamo, questa è la nostra speranza. E auguri al bimbo, penso sia guarito, visto che è successo un paio di giorni fa, anzi qualche giorno fa, e quindi speriamo sia guarito. Sia andato tutto a buon fine, e sia sicuramente. tutto a posto, bravo. Dai, tra pochissimo ancora qui per continuare Made in Polesine. Dai, allora siamo pronti per continuare il nostro puntatone di oggi di Made in Polesine. Facciamo un po' alla Fantozzi, natalizia, alla Babbo Natale, dai. Vabbè, dai. Tra l'altro ricordiamo che Made in Polesine va in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, quindi la diretta, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso parliamo di questo maledetto granchio blu. Cos'è il granchio blu? Sì. È un animale alieno molto grande, tipo sempre proprio chi conosce un po' di pesce, tipo la gran seola, quindi ha un diametro più o meno di 30-35 cm, è un predatore micidiale che sta mettendo in difficoltà le nostre lagune e le nostre spiagge, perché tra l'altro è nelle rive del mare e poi entra nelle lagune. Cosa crea questo problema, questo granchio blu? Innanzitutto che ha delle chele potentissime, qualcuno dice che potrebbe tranciare un dito a un umano se viene, quindi c'è la paura atavica dei granchi, quelli piccolini. Sì, pensa a questi qua, questi qua che sono delle bestie di 30-35 cm di diametro, ma fatto sta che mangia tutto, mangia in particolar modo le cozze e le vongole, praticamente con queste chele potentissime spacca i gusci e poi va a mangiare la polpa dentro, quindi brutto birichino ed è fatica, e poi soprattutto mangia le reti, perché quando trova dei pesci all'interno delle reti dei pescatori arriva lui, rompe le taglie, sta creando veramente grossissimi danni economici e anche danni all'ecosistema, perché mangiando tutto, essendo un grandissimo animale vorace, sta distruggendo tutto il nostro, sta
creando problemi nell'ecosistema. Già abbiamo saputo che ci sono degli animali alieni che sono ambientati molto bene, il siluro e poi il granchio blu, appunto, la nutria, animali che non c'erano. Da noi stanno tutti bene. Da noi stanno tutti come bene. Mai sta cosa? È vero. Sembra che comunque le abusa, ma chi ci sta si usano così. Sembra che sia anche buono anche lui stesso da mangiare, insomma, ecco. Io sinceramente non l'ho mai assaggiato. Anch'io, però sembra che sia molto appetibile, nel senso, ecco, potrebbe essere l'unica cosa. Soprattutto la carne, la polpa che c'è proprio all'interno delle chele, questa qua sembra che sia la prelibatezza. Guarda, ce lo auguriamo, perché l'unica maniera per almeno un per lato positivo l'unica maniera per estinguerlo è mangiarlo. Ecco, per esempio la nutria non si estingue perché nessuno la mangia. Sì. Probabilmente non so se la carne è buona o cattiva, però già l'aspetto della nutria, questo topolone non invita proprio ad essere mangiato. Sì. Come i cinghiali, sai che adesso hanno liberato che si possono abbattere i cinghiali e si possono anche mangiare. Ma la carne di cinghiali già da tempo, insomma, è una cosa che si può mangiare, commestibile, quindi è anche un buon sapore se tu ti fai un bel stufato di cinghiale. Però siccome il cinghiale mangia o due spaghetti o una tagliatella al cinghiale, sembra che sia molto buona, ecco. Però il cinghiale, che mangia tutte le immondizie, per esempio anche il gabbiano non si mangia perché proprio è un cesso, mangia di tutto. Il maiale anche lui mangia di tutto, volendo. Anche il maiale mangia di tutto, sai. Essendo addomesticato può mangiare quello che poi l'umano gli dà da mangiare. Il cinghiale, io col discorso che va a rovistare nei cassonetti non mi invita. Come non mi invita la nutria, anche se è erbivora, anche se probabilmente c'è una carne buona. Io conosco qualcuno che l'ha mangiata. Comunque è un castorino, non è un castorino del Delta. È il castorino del Delta. Vabbè, così denominato. Comunque Granchio Blu, ringraziamo Telechiara che ha fatto questo servizio su il Granchio Blu. Bene, ce l'ha fatto conoscere. Salutiamo i nostri amici di Telechiara. Sì. Ciao. Sì, ciao. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Oggi va così, insomma. Di natalizio. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo qua tutte le settimane ad allietarvi, almeno questo è il nostro intento, e adesso andiamo con il nostro un altro titolo, che parliamo di saggi di fine anno. Oramai ci siamo. Adesso le scuole sono finite ieri. Una settimana oramai. In questa settimana un sacco di cose, un sacco di scuole hanno fatto il saggio di fine anno, e le materne e le elementari, addirittura anche le medie. Taglio di po' che ho seguito praticamente sul sagrato della chiesa, tutte le classi della scuola elementare, praticamente adesso non so come si chiama il termine, della primaria, non so, le scuole elementari, quando scuole primarie, asilo, adesso asilo non si può più dire, bisogna dire scuola dell'infanzia. Asilo era tanto più semplice, no? Bisogna complicare. Sai che sono andato in un posto ho chiamato il dirigente, l'ho chiamato: buongiorno signor preside. È arrivato uno dell'amministrativo, mi ha detto: guardi che non si chiama più signor preside, si chiama direttore, responsabile, non mi ricordo più. Preside. Era tanto semplice dire preside, è tanto semplice dire asilo, è tanto semplice dire scuole elementari. No, bisogna complicarci la vita, ecco, sì, bisogna complicarci mescolare le carte che non ci capisce più, che non conta assolutamente niente. Ma comunque questa qua, la storia è dei saggi, visto ho seguito i saggi e volevo fare mio un discorso che ho sentito da Fiorello la mattina. Tra l'altro è bello quel programma che fa Fiorello. Non l'ho ancora visto. Io me lo guardo appena svegliato col telefonino, perché sai che c'è Rai Play, quindi puoi vederlo anche attraverso il telefonino. Esatto, a 7:15, però bello. E giustamente diceva, specialmente per me che quando vado a vedere i saggi vado perché devo fare le riprese eccetera. Chi è la persona più odiata quando ci sono i saggi, secondo te? La persona più odiata quando ci sono i saggi è quello che c'ha la telecamera grande e la mette lì davanti con il trespolo. Ah sì, parlando insomma del settore tuo, ecco. No, perché c'è sempre un genitore che si mette
davanti a tutti con la sua suo treppiede e la sua telecamera di solito anche molto grande, e gli altri dietro si devono spostare per trovare il chi se ne frega degli altri esatto. Però ci sono io davanti e vabbè. È vero, poi dopo sai, i saggi sono fondamentalmente noiosi. Cioè, se tiri via, ma tutte le cose, no, ma se tiri via il genitore che guarda solo il suo bambino e i nonni che guardano sicuramente i loro nipotini eccetera, durano 2 ore. Questo qua si riprende 2 ore di saggio, cioè, di tutto, e poi dopo te lo fa vedere, poi vai a trovarlo a casa e ti faccio vedere. Vuoi vederlo? Ma io te lo faccio vedere, ok, vabbè, e guardiamolo. È tipo il filmino delle vacanze, tipo tante altre cose. Vediamo qua come siamo messi. Infatti si è spento. Allora, detto questo, quindi saggio di fine anno, bravi ragazzini che l'hanno fatto e i genitori l'abbiamo provato un po' tutti quanti, insomma. Sì. Per fortuna io non ho più di queste cose. Io sono in età da nipotini, però vedo che i miei figli tardano un po', poi interessare di meno. Vabbè. Dai. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E siamo così pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi. Sarà anche l'ultimo argomento del 2022 praticamente, perché forse ce la facciamo fare. La facciamo, dipende se hai voglia. Perché perché il signor Maggi sapete che sta facendo un sacco di lavori, poi sta ristrutturando anche casa e quindi anche muratore. E c'è la cazzuola, quella piccolina, perché è una mezza cazzuola. No, perché tra l'altro ho scoperto finalmente io Capo Malta, io pensavo fosse il muratore numero 1, no? E invece nella gerarchia è quello più scarso, è praticamente il manovale, è quello che porta il materiale praticamente. L'etimologia del nome è che si dice Capo Malta, esatto. Io non lo sapevo. E questo diceva, sono diventato capo. È vero. Quindi Cap Malta ho scoperto che finalmente cos'è. Esatto, sì. Dai, vabbè. Ultimo argomento, dicevo, letterina a Babbo. Allora, caro Babbo Natale, come fa la Zizzetto? Facciamo una cosa più veloce. Mi sono preso 4 appunti cosa vorrei che Babbo Natale ci portasse. La prima cosa, ci portasse una nuova Romea, perché proprio purtroppo un paio di giorni fa c'è stato un incidente veramente tremendo, fortunatamente senza morti, senza vittime, ma è stato veramente spaventoso con 4 mezzi coinvolti, un camion, 3 macchine, quindi una nuova Romea. E questo qua, più che Babbo Natale, lo voglio dire a Zaia, che invece di mandare tutti i soldini sulla pedemontana gli mandasse un po' anche da noi. Poi caro Babbo Natale, spero che sia vero quello che abbiamo letto nei vari media, si apre la piscina di Portoviro, un altro bel nervo scoperto. Effettivamente l'amministrazione comunale di Portoviro si sta muovendo, penso bene, eccetera, fatto sta che è ancora chiusa, e speriamo che a gennaio venga aperta. Sembra sia la volta buona questa, speriamo, ecco, quindi questo qua non è che chiediamo la luna a Babbo Natale, chiediamo 2 o 3 cosine che ci farebbero piacere. L'apertura della piscina. Poi dopo, caro Babbo Natale, io vorrei la fontana a Taglio di Po. Perché inutile che vogliamo far tanto gli sboroni, poi abbiamo effettivamente la fontana, le vie e i marciapiedi che effettivamente hanno qualche difficoltà estetica, non solo, ma anche di viabilità. Ci hanno assicurato che fra poco cominceranno i lavori per il ripristino delle strade intorno alla piazza Venezia, quindi anche qua la letterina è una cosa che sicuramente verrà fatta. La fontana, ci hanno detto, dobbiamo trovare i fondi, ecco, quindi Babbo Natale, fai trovare i fondi per fare la fontana nuova. Hai qualche altro? Altre richieste? Hai qualcos'altro tu, no? No, io vorrei che a parte la solito la pace nel mondo, queste qua vorrei che ci fosse più unione nei nostri paesi, perché è inutile che qualsiasi roba che parliamo per compartimenti stagni, parliamo quelli di Portotolle per Portotolle, Taglio di Po per Taglio di Po, Portoviro per ognuno Portoviro, il proprio orticello, ognuno il suo orticello. Secondo me, caro Babbo Natale, se riesci tu a metterci una buona parola perché facciamo un punto comune e facciamo crescere questo nostro territorio, sarebbe cosa buona e giusta. Poi altre cose basta. Ultima cosa, forse anche la più importante, che questa guerra finisse.
molto presto, perché insomma sta creando problemi a tutti quanti, oltre naturalmente in primis agli interessati, la Russia e l'Ucraina, insomma, ecco, che ci fosse questa conclusione di questa guerra, di questa cosa orribile, veramente. Ecco, noi praticamente in questo momento siamo come Miss Italia. Sì. Sai che Miss Italia dicono cosa vorresti? Pace nel mondo, esatto. Che si sconfigga la fame, eccetera eccetera. E vabbè, quindi Biden e Zelensky e Putin, mettetevi d'accordo. Volete che venire qua in radio a dire qualcosa? Volete venire qua? Mettervi qua in mezzo a noi. Ci mettiamo in mezzo a noi come Striscia la Notizia e noi vi diamo anche lo spazio. Bene. Dai. Quindi caro Biden, caro Zelensky, caro Putin, noi siamo a disposizione. Ecco, speriamo sia la volta buona questa, dai. Noi mettiamo a disposizione i nostri mezzi, se volete. Quello che abbiamo, insomma. Quello che abbiamo. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo quindi pronti a concludere la puntata di oggi di Made in Polesine, questa proprio natalizia al 100%. Cosa dire? Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Pensiamo sicuramente di riuscire ad organizzare anche la puntata proprio di fine anno, se vogliamo. Fine anno, ecco. Per salutarvi quindi, facendo un Happy New Year. Ecco, sarà l'ultima del 2022, poi ci sentiamo naturalmente durante l'anno nuovo con la nuova edizione di Made in Polesine. Vi auguriamo un buon Natale, perché questo è il nostro intento, questo è il nostro augurio, insomma, che trascorriate tutti un felice Natale, solitamente in famiglia, perché questa è la tradizione nostra, anche se oramai molta gente durante queste festività va a pranzare in qualche ristorante, così, però va bene, così. L'importante è che ci sia l'unione familiare. Bravo Davide. Ecco, questa è la cosa più importante. Cosa dire? Countdown con gli auguri. Grazie di averci ascoltati anche in questa edizione. Ci sentiamo alla prossima. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon Natale e il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Natale, ciao. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.